La mia fortuna è stata che la macchina si è fermata proprio dove c'è il palo là, perché non poteva più andare, si è bloccata. E là mi sono spostata indietro e è scappato poi. Doveva essere una piacevole passeggiata come tutte le sere quella di Katia, che non si fa riprendere ma ci racconta come ha rischiato la vita a causa di una manovra azzardata del conducente di un'auto finita nella tarda serata di ieri contro i paletti di protezione posti sul marciapiede, abbattendoli uno a uno nella frazione di Paderno nel comune di Ponzano, in via Roma, intersezione con via Pioppi. Ed un tratto sento una botta dopo l'altra, mi vedo la macchina vicino ai piedi, mi sposto, per fortuna non so come, poi ad un punto scappa, va via. Il conducente dell'auto non si è fermato subito, ma la sua vettura è rimasta in panne poco più avanti nei pressi di un distributore. Si ferma un po' più in là, dietro c'è il benzinaio perché la macchina non andava più, arrivano altre persone e mi chiedono se sto bene o tutto, lo raggiungiamo, a quel punto esce dalla macchina perché la macchina ormai era distrutta, non andava più e mi chiede scusa piangendo. La donna ha subito pubblicato sui social una foto dell'accaduto per sensibilizzare i concittadini e la risposta del sindaco non si è fatta attendere. La gente corre troppo e le auto sfortunatamente sfrecciano anche nei centri abitati. Noi abbiamo posizionato ultimamente 20 telecamere in aggiunta alle altre 30 presenti. Abbiamo il controllo di tutto il territorio, sappiamo chi entra, chi esce, poi però sta all'educazione e alla buona civiltà degli autisti.